ritrovati a Rifiuti Zero, il nostro appuntamento dedicato all'ambiente. A proposito di questo obiettivo Rifiuti Zero, oggi parliamo di uno degli strumenti che possa aiutare i cittadini a essere più attenti e responsabili nella produzione dei rifiuti, ma anche nel loro conferimento adatto, quindi alla raccolta differenziata. Parliamo della tariffa puntuale. A raccontarci di cosa si tratta, con noi abbiamo Davide Donadio dell'Istituto Finanza ed Economia Locale. Davide, buongiorno. Buongiorno. Allora Davide, raccontaci che cos'è la tariffa puntuale e come ci può essere utile a migliorare oppure a premiare, tra virgolette, i comportamenti virtuosi dei cittadini. Allora, la tariffa puntuale cos'è? È un metodo per determinare l'importo della tariffa sui rifiuti che si basa sul comportamento effettivo dei cittadini e sui servizi di cui fruiscono. Faccio un esempio. Io e te abitiamo in due case di 80 metri quadri, e tu hai il giardino e io no. Tu fai benissimo la raccolta differenziata, io sono un zozzone e butto tutto nel sacco nero. Benissimo, in un sistema di tariffazione puntuale io pagherò di più perché faccio più conferimenti del rifiuto indifferenziato, ma tu pagherai per il servizio di asporto del verde, perché tu il tuo giardino lo tieni benissimo, poti il prato, poti le piante, tagli il prato, e quindi hai chiesto al gestore di venire a prendere il tuo rifiuto verde e paghi una tariffa per quello. Perché è più equo questo sistema? Perché tu non paghi per il mio rifiuto indifferenziato e io non pago per il tuo rifiuto verde. Invece cosa accade in un sistema presuntivo, che è, per intenderci, quello che c'è qui a Trieste? Succede che l'importo della tariffa sui rifiuti è determinato sulla base di criteri appunto presuntivi, cioè si presume che tu possa produrre dei rifiuti semplicemente perché hai una superficie, cioè detieni una superficie a qualsiasi titolo che possa produrre rifiuti, quindi una casa o un esercizio commerciale che produce rifiuti simili agli urbani o un'attività produttiva simile, cioè produce rifiuti simili. Una volta che tu hai questa potenzialità, poi si utilizzano due parametri, cioè i metri quadri e il numero di abitanti, oppure i metri quadri e la tipologia di attività commerciale, non domestica, per determinare una quantità, ma è presunta e non ha niente a che vedere col comportamento. La Tari, quindi quella che usiamo quasi tutti i comuni italiani, su 700 comuni, fai conto, ce ne sono soltanto 7.000 comuni, solo 1.000 che applicano la tariffa puntuale, e la Tari è uno strumento per garantire la copertura integrale dei costi del servizio. La tariffa puntuale è uno strumento per garantire anche una migliore performance ambientale. Siccome oggi qui parliamo di raccolta differenziata e oggi l'obiettivo della raccolta differenziata è ridurre i rifiuti indifferenziati e aumentare i rifiuti riciclabili e soprattutto ridurre la produzione di rifiuti complessiva, ecco che la tariffa puntuale ci viene in aiuto. Oltretutto in Friuli Venezia Giulia al momento non è obbligatoria, però è stata applicata in 40 comuni con forme differenti e ha già prodotto dei risultati. Sì, in Friuli come nel resto d'Italia i comuni che applicano un sistema di tariffazione puntuale raggiungono dei risultati ambientali sicuramente di eccellenza. In Friuli 40 comuni specifico sono soprattutto in provincia di Pordenone e di Udine e alcuni in provincia di Gorizia, ma nel tempo cresceranno perché la regione ha individuato nel proprio piano gestione dei rifiuti urbani la tariffa puntuale come uno strumento chiave per ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. In media in Italia i comuni che fanno la tariffa puntuale raggiungono, pensate, l'83% di raccolta differenziata in media, e soltanto meno di 100 kg abitante hanno di rifiuto indifferenziato. Okay? Addirittura un terzo dei comuni produce meno di 50 kg di rifiuto indifferenziato l'anno. Questo è un indicatore veramente molto importante. Noi dovremmo smettere in realtà di utilizzare la percentuale di raccolta differenziata, che non ci dice nulla sulla qualità del nostro rifiuto, e dovremmo darci come target quello di produrre meno rifiuti, soprattutto meno rifiuti indifferenziati. Peraltro pensate che sono gli obiettivi che ci dà l'Unione Europea: 65% di riciclo, di tasso di riciclo effettivo, che significa almeno l'85% di raccolta differenziata, e meno del 10% di rifiuti avviati a smaltimento, quindi o discarica o termovalorizzazione. Per raggiungere questi risultati dobbiamo partire da una maggiore responsabilità, un maggiore coinvolgimento degli utenti. La tariffa puntuale è proprio un pungolo, cioè è uno strumento, mette la mano nella tasca e l'utente gli dice: ehi, stai attento, se no paghi di più.
È un bel incentivo, ma vediamo un po' come appunto è strutturata, quali tipologie di queste tariffe puntuali esistono. Allora, qui il discorso non voglio farlo complicatissimo, ma insomma è un po' più complicato, un po' più tecnico, magari interessa più gli amministratori locali, i sindaci, eccetera, ma comunque esistono due tipologie. Una si chiama Tari tributo puntuale e richiede sostanzialmente che vi sia un sistema di misurazione diretto dei rifiuti, quindi diretto o indiretto, il volume o i chili, e l'altro che invece si chiama tariffa corrispettiva è un po' più avanti, se vogliamo, ed è quello prevalente oggi in Italia. In Friuli prevale il tributo, in Veneto prevale nettamente la tariffa corrispettiva. E qual è la sua specificità? Che è gestita integralmente dal soggetto che gestisce il servizio di igiene urbana, che diventa anche quello che quindi la riscuote. Okay? C'è anche un vantaggio soprattutto per le attività commerciali, che c'è l'IVA. Per cui è detraibile l'IVA, quindi è anche una possibilità di risparmio. E inoltre, questa è la cosa importante per gli amministratori, nella tariffa corrispettiva possiamo finalmente, lo consente la norma, eliminare l'utilizzo dei metri quadri per determinare la parte fissa. Quindi è una tariffa più equa. Beh, sicuramente, oltre ad essere un importante incentivo, come dicevamo, per la raccolta differenziata, perché insomma quando si va ovviamente a toccare le tasche un punto sensibile, allora magari si incentiva di più a impegnarsi nella raccolta differenziata. La domanda è: come viene calcolata questa tariffa e come si fa di conseguenza a misurare i rifiuti prodotti dai singoli cittadini? Ecco, dunque, gli elementi fondamentali della tariffa puntuale sono tre. Il primo è l'identificazione univoca dell'utente, cioè noi dobbiamo sapere chi produce il rifiuto. Questo determina immediatamente un recupero dell'elusione, cioè tutti cominciano a pagare, cioè scompaiono le utenze fantasma, quelle che producono i rifiuti ma non erano censite. Quindi identificazione univoca dell'utente. Secondo, misurazione puntuale, significa che io devo sapere che tu in questa data hai conferito un rifiuto indifferenziato in questa quantità. Quindi questa è la misurazione puntuale, perché hai un contenitore piuttosto che una busta, oppure utilizzi una tesserina per aprire il tuo cassonetto stradale. E il terzo è la commisurazione della tariffa, cioè gli svuotamenti, i conferimenti di rifiuti vanno a costituire un pezzetto della parte variabile cosiddetta della tariffa. Parte variabile che vuol dire che dipende dal tuo comportamento. Quindi tu fai 5 svuotamenti l'anno che costano 1,80 € l'uno, sono tot litri e tu paghi un tot alla fine. Io ne ho fatti 6 e pago un'altra cifra. E quindi ovviamente i sistemi di tariffa puntuale, se c'è un costo eurolitro adeguato, se gli svuotamenti minimi sono ben calibrati, produce veramente un bello stimolo sugli utenti. Beh, sicuramente. Oltretutto, insomma, un sistema che ci permette proprio di vivere meglio e sentire la responsabilità del conferimento differenziato, ma quali possono essere oggi le criticità ancora di questo sistema? Guarda, dal punto di vista tecnico oggi io non direi che non vi sono più grosse difficoltà. Certo, la tariffa puntuale è complessa, richiede un'innovazione tecnologica perché si basa su tanta informatica, tanti dati da processare e gestire, però le aziende oggi sono in grado di farlo. Il punto veramente che mi sentirei di dire, quello veramente importante, è quello della informazione. Cioè fare la tariffa puntuale senza informare bene gli utenti su quali sono, sulla raccolta differenziata, su come va fatta, senza fornirgli strumenti tipo un'app, piuttosto che messaggini sul cellulare, piuttosto che tutto quello che serve all'utente per capire, no, quanti rifiuti sta producendo e quindi che bolletta avrà, può determinare a volte un po' di panico. Allora sai cosa fanno gli utenti? Cosa fanno? Fanno quelli che noi chiamiamo i comportamenti elusivi, cioè tendono a nascondere i rifiuti, quindi ci sono questi sacchetti che li trovi un po' in giro nei fossi, oppure buttano l'immondizia nei cestini gettacarte stradali, si chiamano migrazione di rifiuti, li portano in un altro comune dove ci sono ancora i cassonetti stradali aperti, eccetera. Ma questo si scongiura quando introduciamo un numero di svuotamenti minimi per ogni famiglia, basato su quanti componenti sono, cioè tu paghi comunque un tot, perché tanto non puoi non produrre rifiuti, no? A meno che non sei residente per un periodo, lo comunicano al comune e io stacco il servizio. Cioè, con la tariffa puntuale la gestione dei rifiuti diventa proprio come, la fornitura dell'acqua o dell'energia elettrica. Abbiamo un contatore, tu puoi dire quando è sospeso, quando no. Paghi per i servizi base, quindi lo spazzamento, quelli di cui tutti usufruiamo, ma poi l'importo totale dipende da te. Ok? Quindi più trasparenza, più risultati ambientali, però serve anche
tanta più informazione sui cittadini, informazione che noi chiamiamo proprio informazione puntuale. E così chiudo con questa cosa: sapete in inglese come si chiama la tariffa puntuale? In Europa la tariffa puntuale si chiama PATE. PATE significa Pay as you throw, è un acronimo. Pay as you throw significa paga per quello che butti. E invece l'informazione, e qui abbiamo inventato in un progetto europeo che abbiamo concluso da poco, si può chiamare CATE, Know as you throw, conosci quello che butti. Io ci metterei anche il punto interrogativo, perché molto spesso le persone non sanno cosa stanno buttando. E questo è molto importante, poiché insomma sarà bene o male il futuro del anche preservare il nostro ambiente. È meglio cominciare a prepararsi e a lavorare, per i comuni che ancora non hanno utilizzato o non utilizzano questa tariffa, a conferire i rifiuti nel modo migliore, quindi produrre meno indifferenziata possibile. Benissimo, sì, questo è l'obiettivo sicuramente. Grazie allora a Davide Donadio, e noi vi ricordiamo che sul sito radio.0.it troverete anche dei link per approfondire il discorso di cui abbiamo parlato oggi e scoprire di più di che cosa si tratta, e noi vi aspettiamo nella prossima puntata di Rifiuti Zero. Buon lavoro allora. Grazie, buon lavoro a voi.